Va ora in onda la rassegna stampa. Che emozione però, che emozione essere in onda alle 7:29 e stanno per scoccare le 7:30. Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin. Ben trovati alla rassegna stampa. Oggi è lunedì 14 ottobre 2024, sarò io a condurre la rassegna stampa in questo periodo, in questo momento politico e storico molto interessante. Grazie naturalmente a chi ci aiuta alla parte tecnica, Francesco sveglio e allerta anche quest'oggi. Chiaro, con me sarà una rassegna stampa un po' più leggera, un po' più easy, un po' più veloce e magari speriamo anche simpatica, ma soprattutto sarà una rassegna stampa che profumerà di polenta taragna, che profumerà di cose buone da mangiare. Certo, a quest'ora è un po' prestino, ma più avanti sono certo che vi farò venire un certo languorino. Ma ancora, cari ascoltatori, sarà una rassegna stampa che si avvarrà del vostro aiuto. Senza di voi io non vado avanti, e come sempre è successo storicamente in tutte le trasmissioni di Sammy Varin. E quindi già tra un'ora apriremo le linee allo 0292947222. Avrete in poche parole la possibilità di commentare in diretta quelle che sono le notizie che io andrò a leggervi, semplicemente chiamando questo numero 0292947222 oppure inviando un messaggio WhatsApp. Questo lo potete già fare in questo momento e ogni tanto do una sbirciata per vedere dove mi volete tirare. Il numero per WhatsApp è 340 67 09 659. Lo dico soprattutto per i nuovi ascoltatori che ci avessero scoperto in questi giorni nell'autoradio, in tutte le auto recenti. C'è la banda DAB nell'autoradio, non soltanto l'FM e la M, è una cosa da controllare. Se avete acquistato l'auto negli ultimi anni, guardate sul cruscotto, oltre all'FM scriverete DAB. Esatto, proprio così. Se cliccate su DAB vi si apre un nuovo mondo di radio, chi trasmette rock, chi trasmette la musica classica, chi parla come noi di Radio Libertà. Certo, da casa è molto più comodo, basta accendere il televisore, sul canale 252 del televisore siamo in diretta nazionale. Poi certo ci sono quelli che hanno scaricato la app di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci portano anche in metropolitana, magari sulla M4 quando funziona. Non fare lo spiritoso, Sammy Varin, per un'ora di blackout. Che menate, ragazzi, l'avevano appena inaugurata e si è rotta un attimo, anche perché è tutta digitale, tutta tecnologica, proprio come noi, certo, come gran parte delle radio oggi. Siamo digitali e quindi è più facile che si rompa qualche cosa. Santa polenta, è tutto vero, il mondo digitale è bello, però insomma dà ogni tanto dei problemi e questi problemi non li puoi risolvere in pochi minuti. Intanto fammi dare un'occhiata ai siti con le notizie fresche appena battute. Il sito di Repubblica, la diretta da Israele, IDF, raid su centro di comando in un ospedale di Gaza, ci sono vittime. 4 soldati israeliani uccisi in un attacco a Beniamina. Un po' più in basso e c'è anche il problema Taiwan. La Cina cerchia l'isola con aerei e navi. Pechino, avvertimento alle forze indipendentiste. Gli Stati Uniti si dicono molto preoccupati. Ancora Trump, cercano ancora di farlo fuori in California. Arrestato un uomo al comizio di Trump, aveva armi e munizioni in macchina. Lo sceriffo, è stato evitato un terzo attentato. E poi il mal di periferia che assedia Rozzano. Non chiamateci il Bronx di Milano. E come potremmo mai chiamarla questa zona di Milano e gran parte ormai del grandissimo capoluogo? Torneremo sull'argomento visto che ne parla Repubblica ma anche altri quotidiani. Ormai a Rozzano e non soltanto a Rozzano si gira col coltello.
Sul sito del Corriere, drone di Hezbollah buca l'Iron Dome, morti 4 soldati, decine di feriti, raid su un ospedale a Gaza, era un centro di Hamas. Nella foresta per stanare Hezbollah, i loro tunnel a 200 metri dalle torrette di Unifil. E poi anche qui armi e un finto pass VIP, arrestato un uomo al comizio di Trump, attentato, sventato. Poi, se volete, le polemiche per la manovra che ancora non si conosce, le ipotesi sulle misure, le ipotesi, stiamo parlando ancora una volta del sesso degli angeli e facciamo polemica anche su quello, dalle 412 detrazioni fiscali nel mirino ai tagli alla spesa. E certo continuiamo a mandare in giro comunque le fotografie di Giorgetti che dice non ci saranno nuove tasse, non ci saranno nuove tasse. E no, perché c'è qualcuno che non l'ha ancora capita questa cosa, è vero. Fammi dare un'occhiata alla prima pagina del Corriere. Il Corriere della Sera apre anche qui con tensione tra Italia e Israele. 2 tank dell'EDF sfondano una cancellata. Il generale Portolano, i nostri militari sono frustrati. E sarei anch'io frustrato, perdonami, a stare lì nascosto nel bunker mentre sparano da tutte le parti e tu non puoi fare niente, non devi fare niente. Anche a questo proposito leggeremo degli editoriali che dicono vabbè, senti, li riportiamo a casa. Irruzione in una base Unifil, Netanyahu, via i caschi blu, Meloni inaccettabile. Di spalla sul Corriere naturalmente la fidanzata, chattavamo, un delitto folle, l'assassino, l'aiuto del padre, insomma si parla naturalmente di ciò che è accaduto in questa zona di Milano e soprattutto che non dovrebbe più accadere. Si gira con il coltello per una banale lite, una cuffietta da 20 €. Si fa fuori la persona. Scendiamo un po' più in basso, tasse alle banche, sulla manovra il duello Lega-Forza Italia. Ed è bella sta cosa, Ducci e Fubini ancora una volta ci fanno litigare quando non c'è nessun litigio tra Lega e Forza Italia. Entrambi non vogliamo aumenti di tasse. E invece Lega e Forza Italia divisi, questa volta sugli extra profitti. Crippa, che è il vice della Lega, dice sì al prelievo. Replica di Tajani, una cosa da Unione Sovietica. Ancora una volta Tajani, a cui vogliamo naturalmente molto bene. Tu non vuoi bene a Tajani? Certo, io amo Tajani, anche voi lo amate, però ogni tanto, come tra marito e moglie, ogni tanto, poi sai, queste coppie gender sono così di moda. Fammi andare su Repubblica, il sito di Repubblica, il cartaceo di Repubblica, anche se ormai qui di cartaceo non c'è più nulla e anzi girano con troppa facilità i giornali gratis in digitale e ne parleremo tra pochissimo. La Repubblica titola oggi l'ONU ritiri caschi blu, guerra in Medio Oriente, Netanyahu chiama Gutierrez, via Unifil dal Libano, l'EDF sul nuovo attacco, è stato un errore ma eravamo sotto tiro, telefonata tra Meloni e il premier israeliano, aggressioni inaccettabili, gli USA inviano altre armi e 100 militari, tank contro una base, Portolano, i nostri soldati possono reagire. Possono reagire nel senso che possono scappare nei bunker, morire per un paio di cuffie. Gabriele Romagnoli, ci colpisce l'eventualità che qualcuno, un ragazzo di 19 anni appena oltretutto, possa uccidere un uomo per portargli via un paio di cuffie del valore di 14, massimo 20 €. Ci domandiamo se davvero questo possa essere il valore di cambio di un'esistenza, se si può cancellare quella altrui e di conseguenza la propria per tanto poco. La domanda nasconde un equivoco e magari lo scopriremo. Fatto sta, signori, che io tanto vorrei sapere chi ci ha insegnato a girare col coltello in tasca, che a volte è anche un macetino, c'è quello portatile, richiudibile, molto comodo devo dire, sì, sta anche nella tuta da ginnastica
E chi ci ha insegnato, chi ci ha portato questa cultura? Il malpensante Sammy Varin. Anche su Repubblica, certo, lite continua tra Lega e Forza Italia per la tassa sugli extra profitti. Ma voi queste banche le volete tassare un pochettino oppure no? O avete paura, che una certa paura magari viene pure, che il giorno dopo ti aumenti il costo del conto corrente? Viene anche questo dubbio, c'è da pensarci? Chi ha voglia di pensarci, di farmi sapere il suo parere? Extra profitti sulle banche, sì, no, chissà? 340 6709 659. Inviate il vostro WhatsApp, meditate su questo che poi vi leggo. 340 6709 659. Intanto vi leggo la prima pagina del quotidiano La Stampa. Netanyahu all'ONU, anche qui andate via. I carri armati di Zazal entrano in una postazione di caschi blu, 15 feriti. Gutier, crimine di guerra. Il leader israeliano telefona a Meloni ma non cede su Unifil. La premier, inaccettabile. In centropagina sulla Stampa, Musk, Odissea nello spazio. Il razzo Super Heavy della nave Starship di Space è decollato ed è tornato indietro. Primo test per i voli sulla Luna. Insomma, ci stiamo anche attrezzando per questo, anche perché c'è molta gente che andrebbe mandata fuori dalle balle. Cottarelli, ritorna Cottarelli e dice di Giorgetti che farà tagli lineari, nessuno vuole la spending review. A pochi giorni dalla presentazione della legge di bilancio non c'è il tempo per una spending review, dice alla Stampa Carlo Cottarelli, economista, oggi direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, dopo una brevissima esperienza da senatore del PD. E solo il fatto finale che sia stato senatore del PD, noi che abbiamo un po' le idee particolari verso chi è passato dal PD, staremo ben attenti a quello che dirà. Anche qui, bella domanda, siete d'accordo sui tagli lineari ai ministeri? 340 6709 659. Quale morte preferite? Morte tranquillamente economica, si scherza. Sempre sulla Stampa, attenzione al sondaggio sull'autonomia. Una caramella che almeno ci facessero provare il suo sapore. Ce l'hanno preparata, ce l'hanno confezionata, è lì e ci dicono: "La vuoi?" E noi diciamo: "Sì." E abbiamo detto sì all'autonomia in tanti, in tantissimi, in varie zone d'Italia. La caramella è lì e non ce la vogliono neppure far provare. E anche Alessandra Ghisleri, la sondaggista quest'oggi sulla Stampa, ci toglie ogni speranza. L'autonomia piace solo a 3 italiani su 10. Gli altri votano PD. No che non votano PD, semplicemente ancora una volta è stato tutto strumentalizzato. Anche una riforma che potrebbe fare del bene, dico potrebbe, attenzione, dico potrebbe, ma peggio di così si può mai andare? Fatela provare a chi la vuole provare. Oh! In Italia esistono regioni a statuto speciale che godono già di un livello di autonomia stabilito dalla Costituzione. Queste amministrazioni hanno tenuto il loro status speciale come riconoscimento di particolari esigenze storiche, culturali o geografiche. Questo l'incipit dell'articolo di Alessandra Ghisleri quest'oggi sulla Stampa, che poi chiaramente inizia parliamo largamente e poi stronca completamente l'autonomia. Ma siete voi italiani che stroncate l'autonomia. Perché? Perché se n'è parlato male, se n'è parlato in maniera sbagliata ed è una cosa, un errore fatale secondo me. Almeno facciamo provare l'autonomia alle regioni che la vogliono provare, le altre rimangono così com'è. Andiamo sul Resto del Carlino.
Netanyahu-Meloni, scontro sui caschi blu. E in centropagina una bella intervista a Mogol. Non bisogna mai perdere gioia e speranza. A 88 anni ho un debito di gratitudine con Dio, ho scritto al Papa. Ma sul resto del Carlino trova spazio anche il dibattito politico. Schlein in città, a Bologna, apre il dibattito. Bologna, allarme casa, serve una legge sugli affitti brevi. Sempre in Emilia-Romagna, ricchi e poveri, la classifica dei comuni. E poi, a proposito di Bologna, Montagnola, ancora sangue, 2 feriti a colpi di macete. È chiaro, il macetino portatile e chi ormai non se lo porta dietro? Una spedizione punitiva in questo caso, certo, certo, certo. Cambiamo nuovamente quotidiano, andiamo a fare un giro sul Fatto Quotidiano. Israele, eccolo qua, Israele invade la base ONU e spara sulla Croce Rossa. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano di quest'oggi. Vediamo altre segnalazioni su questo quotidiano che puntualmente ci fa arrabbiare, ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio, il trova l'intruso, non ti rispondo per affetto, Celentano Teocoli. La vicenda dei 2 amici è una lezione di come difendersi in questo mondo iperconnesso. Roberto Saviano, Corriere della Sera, 11 ottobre, cioè Teocoli chiama Celentano e gli risponde Saviano, che cerca almeno di entrare un po' ovunque in questo periodo. Perché? Perché non lo caga più nessuno e naturalmente noi siamo seriamente preoccupati su questo argomento. Ancora quotidiani oggi in edicola, ricordandovi che tra un quarto d'ora avremo la pausa musicale. Sammy Varin non ha perso la tradizione. Ogni mezz'ora, quindi in questo caso iniziamo alle 7:30, alle 8 una pausa, alle 8:30 un'altra, alle 9 un'altra. Faremo una veloce pausa musicale con artisti indipendenti di grande qualità. La prima pausa, quella delle 8, ve l'annuncerò tra poco, quasi sempre sarà di un pianista, ok? Sempre assolutamente sconosciuto. Se sono famosi io non li trasmetto, penso che non abbiano bisogno della nostra radio che fa una controinformazione totale anche dal punto di vista musicale. Ma ne parliamo tra poco, intanto siamo sul Messaggero, anche qui irruzione nella base Unifil, Meloni Netanyahu è gelo, ma di spalla l'America al voto, uomo armato al comizio di Trump arrestato. E sempre testa a testa tra Harris e Trump nella campagna delle presidenziali in USA e irrompe un nuovo episodio controverso. L'altro ieri un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato fermato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Trump in California. Vern Miller, 49 anni, di Las Vegas, è stato fermato mentre arrivava a bordo di un SUV nero nei pressi del comizio. E quindi anche in questo caso un altro tentativo di farci fuori Trump. Siamo sul Messaggero, di spalla l'editoriale di Alessandro Campi, perché gli spioni ci devono allarmare. Sì, è chiaro che siamo sulla vicenda di chi guarda i conti correnti, ma è soltanto curiosità, insomma, stiamo lì a fare tutto parallelamente, però ci sono anche episodi di dossieraggio, guarda caso, sempre contro la Lega o verso personaggi del centrodestra, che diciamo che preoccupare è poco, ma preoccupano soltanto noi. Dall'altra parte sembrano quasi contenti. Lo si spaccia per pettegolezzo, per morboso, oltre che gustoso interesse per le vite altrui, che essendo soprattutto quelle dei potenti, genericamente intesi, meritano in tempi di democraticismo radicale e assoluto, inseguendo il mito della trasparenza universale, di essere osservate, indagate, scrutate alla ricerca del peccato commesso e da espiare pubblicamente o anche solo
della trasgressione, dell'atto impuro, che per il fatto di diventare notorio basta di per sé a soddisfare la curiosità del popolo, ottenendone magari anche una qualche indulgenza. La si spaccia questa valanga crescente di storie e storielle che incrociano ruoli pubblici e fatti privati, spesso confondendoli, per cultura del gossip, per intrattenimento di massa, e si sostiene che faccia parte ormai integrante della civiltà postmoderna dello spettacolo e della comunicazione, che appunto si nutre di questa miscela, i cui ingredienti sono in realtà antichissimi, di potere e sesso, di tradimento e pentimento, di menzogna e maldicenza, di danaro e vizi, una pratica che avrebbe persino delle finalità nobilmente pedagogiche, se è vero che il gossip, purché ben usato, può persino operare da collante comunitario, da strumento di controllo sociale, da sfogo liberatorio collettivo. Trattasi in realtà, per non minimizzare troppo le cronache di questi mesi e settimane, come alcuni tendono a fare, di ben altro. Questo è l'incipit dell'editoriale di Alessandro Campi quest'oggi su Il Messaggero. Il killer di Rozzano aveva confessato il delitto ai genitori. Il padre del 19enne gettò le cuffie della rapina. La madre della vittima: mi chiedano perdono. Daniele Rezza, il 19enne che ha ucciso a Rozzano Manuel Mastrapasqua per rubargli un paio di cuffiette, prima di costituirsi era tornato a casa, aveva raccontato l'aggressione ai genitori. Non lo hanno denunciato, anzi è stato proprio il padre a gettare gli auricolari rubati nel cassonetto. La madre di Manuel vengano a chiedermi scusa in ginocchio. Ma intanto, signori, e noi lo propagandiamo da anni, corsi antiviolenza, boom di iscrizioni per madri e figlie, formate in 150.000. Sì, corsi antiviolenza, boom di donne soprattutto. Il direttore: in 5 anni ne abbiamo formate 150.000. Prima venivano per passione, ora per paura. E io sinceramente, più che donne, direi che è il caso di farlo un po' tutti noi, un corso antiviolenza, perché ormai siamo completamente circondati da chi applica la legge della giungla. Cerchiamo, soprattutto se abbiamo dei figli giovani come quelli di Sammy Varin che hanno quasi 14 anni a febbraio, cerchiamo di fargli andare in giro sempre accompagnati possibilmente da una persona adulta, ma altrimenti comunque mai da soli. Questo è l'appello che faccio a me stesso, perché troppo spesso li lasci uscire, caro Sammy, senza chiedergli se c'è qualcuno con te oppure no. Ah sì, c'è il telefonino, bellissima invenzione, ma basta. Il quotidiano Il Giornale, signori, quando sono le 7:51 diciamo buongiorno a chi mi sta dicendo buongiorno. Certo, sono Sammy Varin, mi occupo io in questo periodo della rassegna stampa, starò in onda con voi dalle 7:30 alle 9:30, poi l'editoriale del nostro direttore Sallusti. Poi quest'oggi avremo Te la do io, l'America, poi Giulio Cainarca, il nostro condirettore, con una nuova trasmissione che si chiama Auto da Fè. E attenzione, perché il sottoscritto, scritto sottoparlante, altoparlante Sammy Varin tornerà questa mattina e tutte le altre mattine dalle 11 a mezzogiorno. Non me ne vado, con la storica trasmissione Potere al Popolo, con i consueti ospiti territoriali, ma anche con qualche artista. Intanto andiamo sul quotidiano Il Giornale, anche qui tensione in Medio Oriente, feriti, altri caschi blu, Meloni a Bibi, de-escalation, Hezbollah è già arrivata qui, trovati in 5 con documenti del nostro paese. In centropagina sul Giornale qualcosa di diverso, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in questo periodo storico. Molti di voi lo hanno già capito, i giornali ormai si leggono a gratis, e infatti oggi il quotidiano Il Giornale lancia un appello che è forse più un grido di dolore: furto di notizie, ladri di giornali. Ogni giorno le copie digitali dei quotidiani vengono messe online gratis da politici e ordini professionali. Dite la verità che succede anche a voi, vi arrivano gratis i giornali sul telefonino.
E tutto questo certo è comodo, è bello, è bellissimo, ma pensate il furto, vero furto di giornali, che cosa significa per chi lavora quotidianamente in questo ambito. La scena si ripete tutti i giorni. Arrivano in edicola di notte o di mattina presto e senza pagare si prendono copie su copie di ogni quotidiano, nazionale o regionale, di ogni tendenza politica, di qualsiasi taglio e colore. Ne prendono migliaia, è un furto gigantesco e ripetuto che per qualche strano motivo nessuno sembra vedere. Così quest'oggi il furto di giornali sul quotidiano Il Giornale e l'editoriale di Alessandro Sallusti e Vittorio Macioce. Così muore una democrazia. La pratica è scontata come un'abitudine che non fa male, che vuoi che sia. I ladri di giornali non si vergognano, non si sentono fuori legge perché rubare quella roba lì mica è peccato. È merce che si gira gratis e tanti addirittura si vantano di leggere i quotidiani senza pagare e invitano gli amici degli amici ad approfittarne. L'aspetto più grottesco e diseducativo è che spesso a dare le chiavi dell'edicola ci siano in prima fila deputati e senatori che godono del diritto di mazzetta reale e virtuale di giornali. E forse è l'unico caso in cui sentono il bisogno di condividere il privilegio a largo raggio. Lo fanno con un'insana allegria e non sono i soli. La stessa generosità contagia ministeri, ordini professionali, grandi aziende, accademie universitarie, pirati di professione e perfino giornalisti incoscienti autolesionisti, tutti pronti a regalare le chiavi al primo che passa. L'alibi morale è che non stanno rubando milioni di copie di quotidiani di carta, è tutto virtuale, evanescente. Che male c'è a scambiarsi i giornali via Telegram o WhatsApp? È come svaligiare l'edicola, anzi peggio, perché il furto è esponenziale. L'occasione tecnologica fa l'uomo ladro, ma sempre il malfattore è. C'è poi la radicata convinzione che l'informazione senza carta sia gratis. La posso prendere quando e come voglio senza preoccuparmi di pagare dazio. Anzi, l'idea di sborsare una manciata di centesimi procura un certo fastidio. È quello che è successo con gran parte della proprietà intellettuale. Ti scarichi le canzoni, i film, i romanzi, le dirette delle partite di calcio. Basta avere la password o conoscere un sito che spaccia tutto questo gratis. Solo che per la musica, il cinema, i libri e i diritti sportivi più di qualcosa è stato fatto. Non si può azzerare la pirateria, ma almeno ci si è posto il problema e sono state trovate soluzioni. C'è rischio penale e una quota di sanzione sociale. Non c'è la corsa a vantarsene. Il risultato è scarnificare un mercato già povero. L'ipocrisia è parlare del ruolo fondamentale della stampa e poi dissanguarla con milioni di parassiti. Ecco davvero come muore una democrazia. Questo l'editoriale è l'argomento importante che lancia quest'oggi il giornale di Alessandro Sallusti. In centropagina, tassa su extraprofitto? E da Unione Sovietica. Ancora lui, già Tajani all'attacco. Non possiamo pensare di fare la guerra alle banche, ha detto ieri il segretario di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani. E chiaramente do a voi la possibilità di commentare al 340 6709 659, nostro numero di WhatsApp, solo messaggini scritti, ma se volete anche audio o video, non telefonate a questo numero, qui riceviamo soltanto i vostri messaggi. 340 6709 659, mentre per andare in diretta dopo le 8:30, 8:45 apriremo le linee allo 0292 94 7222. Abbiamo il tempo ancora per qualche titolo prima della pausa con la musica indipendente delle ore 8 e allora andiamo a fare un giro anche sul quotidiano La Verità, che quest'oggi apre con il fronte si avvicina, scusate, ci siamo messi in casa Hezbollah.
è arrivata la rivelazione del vice premier Tajani, che ogni tanto dice anche qualcosa di buono. Si scherza, naturalmente. Scoperti 5 miliziani con cittadinanza italiana comprata. La stiamo revocando. Avrebbero ottenuto i passaporti attraverso la sede diplomatica di Roma in Venezuela. Intanto Netanyahu via i caschi blu dal Libano. L'intervista a Carlo Calenda da Stellantis, balle e ricatti, ora Elkann venga in Parlamento, e ricordiamo che proprio su Stellantis la Lega ha deciso di fare un po' di chiarezza, e anche qui avremo modo di parlarne. Scendiamo un po' più in basso. Foti, dietro gli spioni forse manine straniere. Parla il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Lo scandalo dei conti bancari violati è enorme, ma dalla sinistra nessuna voce a riguardo. È anomalo quanto il silenzio dall'estero. Cercare di colpire il governo così è ignobile, il più grosso scandalo della storia della Repubblica. Mentre spiano il Premier, la sinistra rimane incredibilmente in silenzio, dice oggi alla Verità il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che ipotizza una manina internazionale dietro i dossier. Ancora Silvana De Maris, scripta manent, parlare di aborto richiede un linguaggio crudo. Torneremo anche su questo argomento, ma adesso siamo arrivati ormai alle ore 8 e c'è la pausa musicale. Attenti al ritmo. Arriva la pianista da Roma Francesca Tandoi con la sua Bob Webb. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È chiaro adesso o mai più. Questa canzone significa che dovete scendere dal letto, cari ascoltatori. Parlo naturalmente per chi se lo può permettere di rimanere a letto, non con voi che già siete in giro in auto e ci ascoltate felicemente sulla banda DAB dell'autoradio o collegando il vostro telefonino all'autoradio. Benvenuti. Questa è la rassegna stampa di Sammy Varin e oggi abbiamo cominciato con un'artista bravissima, ma come vi dicevo assolutamente sconosciuta, che ci ha dato una sveglia potentissima. Si chiama Francesca Tandoi, la sua versione particolarissima di Bop Web, ma abbiamo proprio i suoi saluti. Sentiamola, sentiamola. Ciao, buongiorno, sono Francesca Tandoi, vi racconto un po' di Bop Web. Bop Web è un brano che ho scritto un paio d'anni fa e che poi ha dato il titolo al mio ultimo album uscito a marzo del 2024. Bop Web è quello che in gergo si chiama contraffact, ovvero la scrittura di una melodia alternativa su una armonia già esistente. In questo caso ho preso l'armonia del celebre brano di Dizzy Gillespie, Bebop, e ho scritto una melodia alternativa. È il mio piccolo, umilissimo tributo al genio di Dizzy Gillespie e spero vi piaccia. Ciao! È come se ci è piaciuta. Grazie Francesca Tandoi, pianista e vocalist dotata di un eccelso gusto musicale e senso dello swing, uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale. Questo mercoledì, no, più avanti, il 30 di ottobre, mercoledì 30 ottobre sarà al Blue Note. E ho detto tutto. 6 minuti dopo le 8, il buongiorno si sente dal Varin. Benvenuti, questa è RL Radio Libertà. Da quest'oggi mi occupo io della rassegna stampa e chiaramente facciamo qualcosa di un po' più aperto, di informativo, sì, ma soprattutto per portarvi, speriamo, verso una buona politica che esiste ma quasi mai traspare dai quotidiani. E noi faremo questo sforzo, cerchiamo di raccontare anche, speriamo di trovarla, la buona politica. Andiamo su Libero, attacco a Israele, italiani tra due fuochi, raid di Hezbollah, colpita una città a sud di Haifa, almeno 67 feriti, missione UNIFIL sempre più a rischio, telefonata tra Meloni e Netanyahu. Ma attenzione, in centropagina sul quotidiano Libero il comizio di Spalletti e questa penso sia una di quelle polemiche potenti. Kefia azzurra. Oggi a Udine la sfida Italia-Israele e il nostro CT che dice convinciamoli che la guerra deve finire, ma invece tace sui terroristi. Subito la sinistra che dice non si gioca con gli ebrei, l'editoriale di Daniele Capezzone che leggeremo più avanti. Caso migranti, asse, toghe, PD contro i campi in Albania. Mamma signor ragazzi, oggi c'è Repubblica che parla di Meloniland. Venite con noi a visitare Meloniland in Albania. Fausto Carioti scrive i dubbi se qualcuno ancora li aveva li ha tolti ieri il piddino Matteo Rofini elogiando le toghe che si preparano a far saltare il trasferimento degli immigrati in Albania. Non c'è nessuna resistenza ideologica nei magistrati, ma semplicemente la doverosa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea. Fatto sta, è come con l'autonomia, no? Almeno proviamo, niente, la polemica, addirittura potrebbero rimanere vuoti questi campi di questi bellissimi alberghi che stiamo preparando per gli immigrati in Albania. Dai, scherziamo, c'è persino l'aria condizionata. Abbiamo visto impianti di aria condizionata che saranno i primi a essere distrutti se, come penso, saranno degli stinchi di santo a visitare quei santuari di democrazia. Mamma mia, ragazzi, dobbiamo sempre fare polemica, sempre fare polemica. Dopo ci arriviamo tranquillamente. Spostiamoci sul quotidiano Domani, i tank di Netanyahu, anche qui nelle basi ONU il mondo protesta, Tel Aviv spara.
Israele si sta suicidando, è la memoria, la via per la pace. Michela Ponzani, il baratro medio orientale. Israele si sta suicidando ed è un suicidio militare per i fronti aperti, ma anche morale per l'incapacità di avere empatia per i morti di Gaza. È come se ci fosse un abisso in cui Israele sta precipitando. Sono parole amare che la storica Anna Fo ha pronunciato con fermezza nel corso di una puntata di 8 e mezzo, quotidiano tank di approfondimento condotto da Lily Gruber sulla 7. C'è bisogno di specificarlo. Si vede che non lo guarda più nessuno. Ebrea della diaspora, Foa è stata quasi costretta a prendere carta e penna per dare al mondo una riflessione di senso sugli orrori del Novecento che tornano come mostri a popolare i nostri sogni. Il suo ultimo libro, Il suicidio di Israele, è un amaro bilancio di ciò che sta accadendo in Medio Oriente e l'autrice punta il dito proprio su quell'anima nera di Israele, colpevole di avere causato molte macerie alla nostra civiltà. Il cancro dell'antisemitismo, gli eccidi del 7 ottobre 2023, i massacri indiscriminati della guerra a Gaza hanno condannato l'intera area in un baratro di violenza senza fine. E quest'oggi il quotidiano Il Domani mette tanto peperoncino sulla faccenda, mai quanto ne stiamo mettendo sulla manovra, che ancora non c'è e per il momento c'è soltanto il peperoncino e non c'è nient'altro. Nuovo scontro tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti. Attenzione, siamo sul quotidiano Il Domani, ma lo scrivono tutti. Castelli lancia l'OPA sul Carroccio. Ebbene sì, ragazzi miei, ebbene sì. Dopo entriamo a vedere, ma ieri a Oreno di Vimercate, alla Lodovica, c'è stata la riunione dei carbonari ex leghisti, e già, quelli che vogliono fare un bel partito nuovo, certo, vi ricordate la Lega Alpina Lombarda e tutte quelle leghe, con la L mi raccomando, che sono state fatte nei decenni per far vincere la sinistra, e la sinistra ringraziava. Se ne sta facendo un'altra. Tant'è, manovra, Giorgetti sceglie la via di Draghi. Dopo aver visto sfumare l'incarico da commissario europeo, il leghista ha assunto una postura da tecnico. Com'è la postura da tecnico? Meloni e Salvini devono scendere a patti con lui, anche a costo di scontentare ministri e parlamentari. Giorgia Meloni ha un problema che la preoccupa molto di più delle vicende del bancario curioso di Bitonto, dei voti che non si trovano per eleggere il suo candidato alla consulta o la presidente della RAI. Si chiama Giancarlo Giorgetti e nei prossimi 2 mesi avrà il telefono bollente, tanto lui non risponde. È tempo di manovra, un momento mai facile per i governi, ma quest'anno si preannuncia più complesso del solito, non soltanto per le risorse difficili da trovare, ma perché il ministro dell'economia, che ha provato ad andare in Europa come commissario al posto di Raffaele Fitto, ha deciso di cambiare piglio, assumendo una postura da custode dei conti in stile draghiano. Questo proprio è da incorniciare, eh? La postura da custode dei conti in stile draghiano. In confronto il nostro ministro della cultura veramente è una mezza calzetta, assai lontana dai populismi leghisti e sovranismi. Vabbè, avete capito che si parla una lingua a noi sconosciuta. Sul quotidiano Il Domani di quest'oggi. Fammi scendere, no, da scendere nel senso buono, chiaramente. Il Sole 24 Ore, che cosa titola quest'oggi il Sole 24 Ore? Titola sui test invalsi, ma guarda, da Lecco a Crotone, ecco la geografia dei divari in classe. I dati 2023-2024 confermano i ritardi al sud, dove il 60% ha competenze inadeguate. Alcune aree non recuperano sugli anni Covid. Pensate che io abbia qualcosa da aggiungere? Assolutamente no. Nell'Unione Europea la concorrenza fiscale resta alta. Paperoni e pensionati, le mosse di Regno Unito e Portogallo non cambiano il quadro aziendale. Quest'oggi si scrive così sul quotidiano Il Sole 24 Ore.
E ancora sull'intelligenza artificiale, è già realtà nei piani di 10.000 imprese italiane. Anche qui, altra bella domanda: quanto vi fa paura l'intelligenza artificiale? È una domandina veramente che si comincia a portare avanti un po' dappertutto, e non ho proprio idea che fine faremo con questa intelligenza artificiale. Ancora quotidiani oggi in edicola, ricordandovi che potete inviare le vostre meditazioni, i vostri messaggi al 340 6709 659. Grazie, ne stiamo ricevendo tantissimi. E allora andiamo sul quotidiano Il Manifesto. La prima pagina del quotidiano comunista è: intanto a Gaza. Il nord della striscia è sotto assedio totale da 7 giorni. La nuova offensiva di terra israeliana intrappola 400.000 persone. I cecchini sparano su chiunque si muova. Gli aiuti non entrano dal 1° ottobre. È il piano dei generali, una zona cuscinetto senza palestinesi. Questa la principale notizia del quotidiano L'Unità. E ancora, tra le segnalazioni dei quotidiani oggi in edicola, certamente andiamo a fare un giro sul Riformista. Il nostro debito verso il popolo ebraico, l'editoriale di Claudio Velardi. Danno occidentale, il mondo se la prende con Israele, ma i veri problemi arrivano dalla pancia di ONU e amici dell'ONU. Anche qui torneremo su questo argomento naturalmente, ma adesso fatemi leggere 2 WhatsApp. Dai, vediamo il primo che ci ha scritto. Il primo che ci ha scritto questa mattina è stato Fabio da Crema, e viva la polenta Taragna anche alle 7:30 del mattino, gentile. ONU, organizzazione non utile, scrive Silvio da Torino. Qualcun altro invece scrive di Tajani, che sarà il cavallo di Troia nel governo. Sugli extraprofitti non può essere preoccupato per le conseguenze sulla banca dei padroni di Forza Italia. Ancora, buongiorno Sammy, il giorno è arrivato, in bocca al lupo al nuovo conduttore della rassegna stampa. Grazie, ma naturalmente noi facciamo l'in bocca al lupo anche al nostro condirettore Giulio Cainarca, che oggi parte, la sua trasmissione arriverà verso le ore 10 con il nuovo programma Auto da Fe. Chissà di cosa si occuperà, chissà chi incolperà, chissà su chi si indagherà. Riguardo alla tassa sugli extraprofitti, scrive Stefano, che mi è venuto a salutare a Pontida, il discorso è lunghissimo, ma bisogna partire dal sacrosanto punto fermo che ogni tassa ulteriore è sbagliata. Il vero tema però è la conduzione libertaria delle banche, che grazie alla BCE completamente deresponsabilizzata, grazie a Messe e Bail-in completamente al di sopra di ogni scelta politica, si sono gonfiate come tacchini coi dividendi, arrivando al punto di mettere in pericolo i risparmi, causando grosse insolvenze e mettendo in pericolo la tenuta economica, distruggendo gli investimenti delle imprese. Oggi sono chiamate a darsi una svegliata, sperando che si rendano conto che l'euro digitale servirà proprio a colpire loro, rendendola obsoleta la mediazione del credito. In un sistema economico dove il sistema bancario è prevaricante e abusa del suo potere sui più deboli, è normale, anzi auspicabile, che lo Stato intervenga a mettere un freno. Spero che ABI, Associazione Banchieri Italiani, si svegli e giunga a più miti consigli col MEF. Saluti da Stefano, è stato bello salutarti a Pontida. Grazie, naturalmente saluto i tantissimi che sono venuti a salutarci, a contribuire economicamente al gazebo di Radio Libertà sul sacro pratone di Pontida. Ancora WhatsApp 340 6709 659. L'autonomia viene documentata male dalle opposizioni perché non l'hanno ideata loro. Lo scopo è sempre quello: raccattare voti, scrive Marco da Milano. Forse che Tajani è proprietario di qualche banca? Meditazioni, certo, che servono anche a svegliarci nel modo migliore, a chi sta facendo colazione, a chi sta pucciando il biscotto.
molto attenti a non farlo sciogliere nel caffè latte. Tajani nemico del popolo italiano, ma amico della famiglia Berlusconi Mediolanum. Non è vero, non è vero, prendo le distanze da ciò che c'è scritto e anche da me stesso. Invita Rizzo, Semmi, può essere un bene per la Lega. E io chiaramente faccio l'appello, Rizzo, che ci stai ascoltando. Il problema è che è candidato in Umbria, capito? Mi dispiace solo per quello. Però sta dicendo cose davvero, se vuole venire a fare da contraltare nella rassegna stampa di Sammy Varin, Rizzo è il benvenuto, può essere un bene per la Lega, scrive questa ascoltatrice. Se è simpatico Sammy, mi fai troppo ridere. Io non faccio assolutamente ridere, assolutamente no. Buongiorno Sammy, quello che dico io non conta niente, però voglio dire la mia. E certo, cosa sono qui a fare io? A leggere i vostri messaggi. Si sa che violenza porta violenza, ma cosa doveva fare Israele? Porgere l'altra guancia? A mio parere i trasferimenti in Albania serviranno per disincentivare le partenze per l'Italia. Bravo, giusto, sono d'accordo, assolutamente sì. È un segnale, soprattutto, è un segnale. Ciao Sammy, raccogli un'eredità superba e in bocca al lupo. È proprio per questo che sono distrutto completamente. L'eredità di Giulio Cainarca è impossibile da raccogliere e quindi proprio per questo chiaramente che la mia rassegna stampa è assolutamente diversa da quella di Giulio, ma sono sicuro vi terrà svegli e soprattutto vi terrà compagnia per chi magari sta andando giustamente, se state andando in ufficio e avete bisogno di qualcuno che vi dia la forza di iniziare questa giornata, che se non la cominciamo adesso e quando la cominciamo. Ancora certamente segnalazioni, ancora quotidiani oggi in edicola, ricordandovi naturalmente il 340 6709 659. Questo è il numero che dovete memorizzare sul vostro cellulare, perché per la rassegna stampa Semivarina ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro sostegno, ma anche del vostro pensiero su quelle che sono le argomentazioni che vado a leggervi. Quindi in qualunque momento, ma anche durante la notte, la sera, e quando avete delle segnalazioni da fare alla nostra radio, inviatele al 340 6709 659. Poi il primo che entra in onda praticamente ve le legge ed è bello perché insomma si chiama democrazia, far parlare tutti, è come se fossimo in una piazza e dessimo in mano il microfono alla gente che passa. L'identità, dossieraggio e conti bancari, l'attacco al potere degli spioni, il fenomeno degli accessi abusivi a dati riservati di politici e uomini delle istituzioni si rivela sempre più allarmante, scrive sull'identità Giuseppe Ariola. Dossieraggio sui movimenti bancari di politici o comunque di rappresentanti delle istituzioni sembra essere diventata la nuova frontiera degli attacchi al potere costituito. Dal caso Striano, sul quale indaga la Procura di Perugia, all'inchiesta di Bari a carico di un dipendente di Intesa San Paolo, prontamente licenziato dalla banca non appena gli accessi illegali operati dall'uomo sono stati scoperti, ha fatto accendere un campanello d'allarme. Viene amplificato il timore che dietro queste manovre ci sia il tentativo di interferire nel gioco democratico, che queste azioni siano state perpetrate per screditare o delegittimare, eventualmente ricattare, o nel tentativo di acquisire illegalmente elementi potenzialmente rilevanti da un punto di vista politico o giudiziario. Cambia poco. Resta il fatto che sbirciare abusivamente nei conti correnti di componenti dell'attuale governo, di loro familiari o di esponenti dei partiti di maggioranza, di magistrati e vertici della forza dell'ordine, oltre a rappresentare una grave violazione della privacy, suona come qualcosa di profondamente allarmante. Siamo tutti allarmati, ma nessuno ha capito ancora questo dipendente infedele se davvero, naturalmente poi si dice sempre, era matto, quindi l'amico psicologo c'è sempre che viene incontro, è un certificato per uno non fa male a nessuno, però i puntini ci sono, i puntini di sospensione.
Siamo sempre sul quotidiano L'Identità, il cortocircuito del campo largo, Conte e Schlein, amici nemici di nuovo insieme, ma per favore, ma per piacere. Il sistema politico italiano è fondato sul bipolarismo, ovvero la coesistenza di due forti schieramenti contrapposti, uno al governo e l'altro all'opposizione. Ma sembra che Elly Schlein e Giuseppe Conte abbiano preso il concetto di bipolarismo proprio alla lettera. Lungi da noi farne una questione clinica che ha delle sfumature molto più serie e sofisticate, nonché di competenza medica, ma non possiamo non porci degli interrogativi nel momento in cui vediamo il leader del Movimento 5 Stelle e il volto del PD uniti per l'ennesima volta in occasione delle elezioni in Liguria. Abbiamo un progetto politico condiviso e un candidato, Andrea Orlando, e non ho nessun problema a chiudere la campagna elettorale con Elly Schlein e AWS. Chiaramente ormai non crediamo più a queste baggianate e siamo certi che in Liguria vincerà chi da sempre ha le idee ben chiare. Manovra 2025, le forbici del titolare del MEF Giorgetti per trovare altri 3 miliardi. E anche qui altro appello figlio d'Apollo del Semivarin: dove trovare i soldi? A chi tagliamo stasera? 340 67 09 659. Dove tagliereste? Dove si sta spendendo un po' troppo secondo voi? Mi viene da piangere. Tu dici, dov'è che si sta spendendo? C'è qualcosa che si può tagliare. Date anche voi dei consigli a Giorgetti. Pescatori di tutta Italia, fatevi avanti. 340 6709 659. Un consiglio a Giorgetti su dove tagliare. Ok? Che siamo gli unici che propongono queste cose, anche perché sì, c'è una certa pazzia nel Semivarin. Tu dici primo giorno di rassegna stampa già ti vai a mettere nei guai. No, ricordiamo che noi trasmettiamo dal fortino di via Bellerio, storica sede della Lega in Milano, e quindi dal piano di sopra qualcuno ci ascolta sempre, e queste cose che voi mi dite io poi le trasmetto, certo, ai piani superiori, e vediamo anche che le vostre proteste divengano proposte. Che ne pensate? Vabbè, vi porto sul quotidiano Il Dubbio, passa tutto, assolutamente. Vi leggo Il Dubbio e ricordate Bibbiano? Assolto anche il sindaco. L'inchiesta si sbriciola. Non è successo niente a Bibbiano, d'altronde il PD lo diceva. Andrea Carletti era diventato uno dei simboli mediatici dell'indagine. Ieri per lui è arrivata la fine di un lungo incubo. Parliamo di Bibbiano? Di cosa? Per tutti era diventato uno dei mostri di Bibbiano, capace di rapire bambini a suon di un elettroshock mai praticato da nessuno. Eppure a suo carico c'era solo l'accusa di abuso d'ufficio, con l'ipotesi gliel'abbiamo tolto noi, con l'ipotesi di avere messo a disposizione della Ansel e Gretel la onlus dello psicoterapeuta Claudio Foti, assolto anche lui in via definitiva. Locali pubblici senza alcuna gara. L'incubo ieri però è finito. L'ex sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, è stato infatti assolto a seguito della cancellazione dell'abuso d'ufficio, chiudendo finalmente uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. Io scherzo, ma naturalmente dal punto di vista personale è davvero una cosa penosissima essere sotto indagine per anni, a volte per decenni. Ne sappiamo qualche cosa anche noi della Lega. Tanto doloroso da non trovare le parole per commentare, preferendo mantenere il silenzio che per anni ha indossato con dignità. Questo è il quotidiano Il Dubbio, che ci fa ricordare Bibbiano, ma che cos'era Bibbiano? Assolutamente non sappiamo nulla. Scarpinato è lei, il senatore nei guai per una presunta intercettazione. Questo e d'altro sul quotidiano che porta il titolo del Dubbio.
Abbiamo la pausa tra pochissimo, ma vediamo che cosa manca, ragazzi. Poi nei prossimi minuti ci tuffiamo naturalmente a esplorare i quotidiani più interessanti, grazie anche alle vostre richieste. Richiedete il vostro quotidiano preferito sempre attraverso il WhatsApp 340 6709 659. Il mattino di Napoli. Napoli svelata, grande successo delle giornate dedicate a cultura e arte, file interminabili per l'ipogeo del plebiscito. Ma guarda un po'. Ma no, no, sì, che si parla di tutt'altro, dici, rispetto a quello che ti aspetti che si parli, ma no, ma quale Arlecchino? Ma che cos'è? È come Bibbiano? Cos'è Bibbiano? L'Arlecchino? Il grande gelo con Israele, i tank entrano nella base dei caschi blu, esplosi fumogeni, intossicati 15 soldati, Tel Aviv, via l'Unifil dalle roccaforti di Hezbollah, Meloni a Netanyahu. Fermatevi. A Napoli controlli a raffica e denunce, ma va, scatta la linea dura contro tassisti abusivi e RAS della sosta. Ragazzi, finalmente ci liberiamo dei tassisti abusivi a Napoli. Ora vengono tutti fuori dallo stadio San Siro a Milano. Approfondiremo anche su Milano, certamente. Non parlate al sindaco di Milano, assolutamente non vi risponde, non parla più, non chiedetegli chi potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano. Qui ci fermiamo, c'è il meteo e poi la canzone indipendente, una giovanissima che si chiama Nenzi Elettrico da Matera. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il tempo oggi resterà sostanzialmente stabile nonostante qualche locale disturbo. Nella prima parte della giornata nubi via via in aumento, specie al centro-nord, mentre sulle regioni meridionali i cieli risulteranno pressoché sereni. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta in arrivo da ovest con prime deboli precipitazioni soprattutto sui rilievi alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Anche questa ci sveglia, signori. Si chiama Nancy Elettrico, giovanissima, va ancora a scuola. Mi devo calmare, anzi calmare semplicemente, il titolo di questo pezzo carinissimo. Non arriva a 20 anni, ci piace questo samba mattutino dallo stile simpatico e solare, ma anche in questo caso Nancy Elettrico vi manda un saluto, ascoltiamola. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Io sono Nancy Elettrico e il brano che avete appena ascoltato si intitola Calmare, una canzone genere indie con qualche sfumatura di bossa nova. Nasce come promemoria per mantenere la calma, visto che in questo periodo mi sento come una bomba pronta ad esplodere, soprattutto ora che sono sotto esami universitari. Chissà quanti ragazzi si ritrovano nella mia situazione e in bocca al lupo a tutti quanti. Nell'ultimo periodo circa 100 persone mi hanno ripetuto questa frase: Nancy, ti devi calmare. Io ovviamente non mi sono calmata e infatti ho scritto una canzone. Un enorme saluto e diamoci tutti una calmata. Parole sante, brava Nancy Elettrico. La canzone Calmare la trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Quando siamo alle 8:35 il buongiorno si sente dal Varin e Sammy Varin a occuparsi della rassegna stampa in questo momento storico e politico, alzando le mani dicendo ci dobbiamo calmare un po' tutti, ma non è facile, non è semplice, perché comunque la rassegna stampa serve anche un pochino a infervorarsi. E allora vediamo come si stanno infervorando i nostri ascoltatori tramite WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, ci si lamenta che lo Stato ha bisogno di soldi, ma io vorrei chiedere chi ha stabilito che i politici abbiano uno stipendio così alto? Una persona normale prende massimo 1.500 euro, loro 18-20 mila, oltre a tutti gli altri benefici a spese di tutti noi. Carapina, gli diamo tanti soldi perché speriamo che non ne rubino altri. Problema che troppo spesso succede anche questo. Per Giorgetti, attenzione, CQ, Giorgetti, ascolta qui. Tagliare tutti i bonus, ridurre per gli ospiti clandestini il costo a 10 euro. Eccolo lì, guarda, è il razzista leghista. Ciao Sammy, vergognoso questo riavvicinamento tra Conte e il PD in Liguria. Ma hanno visto i sondaggi, il centrodestra sta vincendo alla grande e questi volano gli stracci, ma dicono attacchiamoci anche a quelli, agli stracci che volano. Vergognoso questo riavvicinamento tra Conte e PD in Liguria, quando si sa che non condividono niente l'uno dell'altro. Speriamo i liguri non commettano l'errore di votarli. Pasquale, buongiorno Pasquale, dovrebbe tagliare i vitalizi e far pagare chi ha sprecato tanti soldi del popolo che paga le tasse. Ancora consigli per Giancarlo Giorgetti: taglierei subito i fondi a chi ha speso a Napoli 300.000 euro per quella orribile, inguardabile statua del Pulcinella dell'artista Pesce, e non ci mettete altro. Dubbio o certezza? Non vogliono l'autonomia differenziata per poter continuare a sprecare soldi come vogliono? E certo, questa storia dei 300.000 euro o quello che è per quella statua di Pesce fa pensare. Bonus mamme, bonus nonni, bonus pasti, bonus de chi, bonus de là, non servono per creare lavoro e ricchezza. E ancora, leggi, Sammy, se leggi riformista, devi leggere pure il Secolo d'Italia. Bravo Pietro, e adesso ci passo. Vogliono tagliare, poi continuano ad assumere. Cominciamo dai cuochi appena assunti. In Parlamento dice vabbè, ma ci voleva un capo chef, insomma qualcuno, perché a volte non si mangia tanto bene. Se mangiano anche loro panini e mortadella portati da casa come i muratori, mica muoiono. Massimo da Savona, buongiorno, buon inizio di questa nuova avventura che ricorda un po' quando entravi nelle nostre case con Padania sveglia. I vecchi ascoltatori di questa radio sanno che una decina d'anni fa ho passato anni a fare dalle 6
lei alle 7:30, una trasmissione che vi tirava giù dal letto. Siamo tornati al grillismo, mamma mia. E ancora, Berengario in Subrico saluta e chiede ripristinare i MAV e i RAV per la pubblica amministrazione. Per 6 euro di assicurazione scolastica ho pagato 2,5 euro di commissione bancaria. È vero, sta cosa, girano un po' le balle, perché uno dice, ma sì, facciamo tutto elettronicamente, si fa più veloce e si risparmia. No, non si risparmia assolutamente, anzi poi dipende che cosa usi, se usi questo o quell'altro cambia anche il prezzo. Vergognoso, è abbastanza dire vergognoso, e non lo so, potremmo dire ancora di più. Ancora quotidiani, oggi in edicolo, eccola qua, il Secolo d'Italia, richiestomi, certo, Secolo d'Italia, quest'oggi Israele vuole sloggiare Unifil, Meloni, basta attacchi ai caschi blu. L'editoriale di Lucio Meo, nel giorno in cui ancora una volta Israele viola lo spazio militare sotto l'egida dell'ONU, con 2 carri armati che hanno fatto irruzione in una postazione dell'Unifil nel Libano meridionale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si muove personalmente per fare sentire la voce dell'Italia e della comunità internazionale al governo di Tel Aviv e a Netanyahu. La missione Unifil in Libano ha segnato l'ingresso forzato di carri armati israeliani attraverso il suo cancello principale nella giornata di oggi, un vero e proprio sfondamento. Unifil ha aggiunto che i 15 caschi blu sono stati colpiti dal fumo emesso dopo che le forze israeliane hanno sparato diversi colpi nella stessa postazione. Da Palazzo Chigi è partita una telefonata per Tel Aviv in mattinata. Gli attacchi ai caschi blu da parte delle forze israeliane, che hanno come obiettivo quello di far sloggiare le forze ONU dal Libano, come esplicitamente chiesto al segretario delle Nazioni Unite Gutierrez, devono cessare subito, ha chiesto Giorgia Meloni al premier Netanyahu, come riferisce Palazzo Chigi in una nota, facendo riferimento a una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano. Il premier italiano ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la missione agisca su mandato del Consiglio di sicurezza per contribuire alla stabilità regionale. Meloni ha inoltre sottolineato l'assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita, rinnovando l'impegno all'Italia. Arianna Meloni, siamo sul Secolo d'Italia, d'altronde in questi 2 anni la destra ha ben governato. A 2 anni dall'insediamento del governo Meloni ritengo che il bilancio sia positivo, e a certificarlo sono i dati dell'Istat sull'aumento dell'occupazione e sul PIL. Soprattutto è un bilancio che confermano gli italiani. Il consenso in crescita dopo 2 anni di governo dimostra che stiamo lavorando bene, nonostante qualcuno cerchi di raccontare il contrario. E poi, ancora pensavo che se lo fossero dimenticati i quotidiani dopo il terribile weekend, e invece ancora oggi si parla di Mimmo Lucano. Sul fronte migranti, Mimmo Lucano dovrà risarcire 500.000 euro agli italiani, ma d'altronde adesso è diventato anche europarlamentare, oltre a di nuovo sindaco, e sembra incredibile, ragazzi, ma questa è una realtà. Io insieme a Rizzo voglio Rizzo di qua e Mimmo Lucano di là a commentare la rassegna stampa. Sembra pazzesco che sia stato eletto negli stessi giorni di nuovo sindaco di Riace, il famoso sistema Riace, dove gli immigrati ciabattavano da un negozio all'altro, facevano la spesa e facevano crescere il PIL del paesino di Riace. Si ride, si scherza, ma è tutto vero. Migranti, Mimmo Lucano dovrà risarcire 500.000 euro agli italiani. Sì, quindi ai contribuenti italiani per errori e sprechi commessi nella gestione delle convenzioni con le coop incaricate di accogliere e sostenere gli immigrati in arrivo in Italia. La sezione di Catanzaro della Corte dei Conti ha condannato 40 soggetti, tra cui 14 amministratori locali, un ex dirigente regionale e diverse società cooperative. Basta così per il Secolo d'Italia? Se volete vado avanti ancora. Assolutamente no, ci mancherebbe, tra poco c'è il qui Parlamento
E intanto io faccio un giro anche sui famosi giornaloni, come vengono indicati dal nostro direttore Sallusti, che troveremo liberamente. Il suo editoriale arriva questa mattina alle 9:30. Una tantum e deficit, i margini di Bruxelles per l'ok alla manovra, scrive il Corriere della Sera quest'oggi con Federico Rubini, ma sulle riforme la Commissione vuole più tagli. Lo sapete, come diceva del resto un tale Umberto Bossi tanti anni fa, dovremo spedire la finanziaria a Bruxelles via fax e loro ci dovranno dare l'ok. E infatti è proprio così, una tantum e deficit, i margini di Bruxelles per l'ok alla manovra. Le tappe, il documento programmatico di bilancio delinea la cornice entro la quale si collocherà la manovra economica. Subito dopo l'ok di Bruxelles, atteso martedì, il documento va inviato dopo l'ok a questo documento atteso martedì, il documento va inviato lo stesso giorno a Bruxelles con le griglie delle misure della manovra e dei loro effetti. Nel Ministero dell'Economia sembrerebbe circolare due certezze in vista del varo della legge di bilancio. Sentiamo, meno qualche certezza, dico io. La prima: alla fine si troveranno in molti modi più o meno piccoli le coperture per una stretta che dovrebbe portare il deficit verso il 3,2 del prodotto lordo nel 2025. La seconda, c'è anche la seconda, siamo contenti oggi, è che la Commissione europea dovrebbe accogliere la richiesta dell'Italia a estendere su 7 anni, invece che concentrare su 4, il percorso del risanamento affiancato da un piano di riforme. E insomma, allora, non siamo così negativisti. Ursula von der Leyen è presidente della Commissione europea dal 1 dicembre 2019. Dopo l'esito delle ultime elezioni europee, von der Leyen si prepara a un altro mandato. C'è forse bisogno di ricordarlo, caro Corriere. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, qualche minuto con il parlamentare della Lega Formentini e poi ancora in onda certamente con i quotidiani oggi in edicola, ma cominciate a preparare il vostro WhatsApp se ancora non l'avete inviato per il vostro pensiero su quanto vi sto leggendo. Inviate le vostre meditazioni al 340 67 09 659. A tra poco. Qui Parlamento. È un momento toccante questo, in cui tutta l'Aula si unisce nel ricordo, e lo dobbiamo alla pazienza dimostrata dalla relatrice, l'onorevole Chiesa, che ha accettato questo emendamento con riformulazione. E dico pazienza perché la storia è storia, noi siamo parlamentari della Repubblica Italiana e quei fatti sono stati studiati, analizzati, criticati, esaltati per decenni ormai. Fa male vedere che questo Parlamento ancora adesso fa fatica a fare i conti con la storia. Però il risultato c'è e quindi non vogliamo fare polemica eccessiva proprio per onorare quei morti. Però gioverà ricordare che il Presidente della Repubblica Napolitano, a uno di quegli uomini che resero famosa la 10ª flottiglia MAS, Emilio Bianchi, donò una medaglia commemorativa. Gioverà altresì ricordare che quelle medaglie d'oro compirono atti eroici anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, e questo è il caso di un altro di quei palombari di Alessandria, che fu insignito di medaglia d'argento al valor civile per aver sminato i porti italiani dopo la guerra. Quindi questa tempra eccezionale, questo coraggio hanno superato le epoche e noi dobbiamo oggi esserne fieramente consapevoli. Di Durand de la Pen già si è detto molto. L'onorevole Durand de la Pen, onorevole di questa Repubblica, sottosegretario, non di partiti in odore di neofascismo, ma della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale. Ecco, quindi davvero noi della Lega amiamo la storia, la conosciamo, sappiamo leggerla, sappiamo criticarla quando è necessario, contestualizzarla, e vorremmo che lo stesso venisse fatto quando si parla di quello che è il marinaio più famoso
d'Italia, Cristoforo Colombo. Si avvicina il 12 di ottobre, la data della scoperta dell'America, eppure ogni anno non riusciamo a unirci nel ricordo, perché parte della sinistra italiana affetta dall'ideologia woke, dalla cancel culture, non sa difendere quello che è un simbolo d'orgoglio nazionale, quello che è il simbolo del legame transatlantico tra l'Italia e le comunità d'oltreoceano. Queste cose vanno dette, sono scomode, sono difficili, però davvero la storia noi non la cancelliamo e quindi contestualizziamo anche l'affondamento dello Scirè, certo, ricordando che già la Repubblica onora quei marinai, perché il relitto dello Scirè, una parte del relitto è già al Vittoriano, nel Sacrario delle Bandiere. La onorano i nostri comuni quella storia, perché tante sono le vie, le scuole, la piscina comunale del Lido di Venezia dedicate a quegli eroi. Traiamo giovamento da quegli insegnamenti, da quell'amor di patria e guardiamo avanti ricordando che uno dei nostri alleati più stretti, la grande democrazia inglese, quegli eroi li celebrò fin dal 1945, quando nel porto di Taranto fu appuntata al petto di Durand de la Penne la medaglia d'oro al valore militare da Sir Morgan Charles, allora ammiraglio e comandante all'epoca dell'affondamento della corazzata Valiant nel porto di Alessandria. E ancora l'Inghilterra, esempio di democrazia per tutto il mondo, seppe ricordare sul Times di Londra la morte di Antonio Marceglia, che sempre fu uno di quegli uomini dell'impresa di Alessandria, riconoscendo il valore dell'antico nemico. Noi siamo per la Repubblica, per la democrazia. Noi non andiamo in piazza a attaccare con violenza chi non la pensa come noi. Lo abbiamo dimostrato nei decenni di esistenza del nostro partito. Noi siamo anche lontani da certe idee che vogliono cancellare le regioni per un eccesso di sinistrismo, per un eccesso di nazionalismo. La Lega nasce dall'autonomia, quindi da un concetto di libertà. E anche questo voglio sottolineare. Noi rendiamo onore a quegli uomini, un partito come la Lega che sa riconoscere gli eroi che combatterono per l'Italia proprio nel momento in cui sta lavorando con la riforma per l'autonomia, perché quel sogno d'Italia sia realizzato fino in fondo, rendendo le regioni partecipi fino in fondo della vita del nostro Paese. Mi lasci concludere, Presidente, con un abbraccio agli uomini del Consubin, eredi della 10ª flottiglia Hamas, ingiustamente bersagliati, attaccati, proprio perché ne sono gli eredi. Questi sono simboli dell'orgoglio italiano, lo fu l'innovazione tecnica all'epoca, lo fu il coraggio e oggi noi, alleati delle democrazie, con l'Inghilterra ancora vogliamo continuare a essere Italia, a innovare anche in campo militare. Penso al progetto GCAP. Voteremo a favore convintamente. Grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, di nuovo in onda. Abbiamo ascoltato il parlamentare Formentini della Lega e ora siamo sul quotidiano Libero che titola Attacco a Israele, italiani tra due fuochi, ma la polemica del giorno è sul comizio di Spalletti. Kefia azzurra, scrive oggi Libero. Oggi a Udine la sfida Italia-Israele. Il CT dice convinciamoli che la guerra deve finire, ma tace sui terroristi. La sinistra non si gioca con gli ebrei. E allora entriamo all'interno di Libero. La sinistra non giochiamo contro i nemici ebrei. Spalletti parla di guerra. Gli israeliani sono contro. L'allenatore della nazionale pensa più alla geopolitica che alla formazione. In campo per convincere qualcuno in più a chiedere lo stop al conflitto. Silenzio però sui terroristi. 5 Stelle, AVS e Propal saranno in piazza ad Udine. Il dubbio, Luciano Spalletti ce l'ha soprattutto in attacco. Stasera contro Israele gioca Raspadori, tecnico ma leggerino, o Angelo Bonelli, meno qualità ma centravanti di peso. In fascia sinistra Nicola Fratoianni al posto assicurato. Giuseppe Conte in mezzo al campo darà il là, la 5-5-5 in stile Ino Banfi. All'ultimo europeo Luciano ha guidato l'Italia peggio di Oronzo Canà a capo della mitologica Longobarda, che comunque alla fine
bene, si è salvata. Ora la nazionale pane in ripresa e però l'allenatore sembra ancora nel pallone, come nel film. Andremo a giocare questa partita, ha detto al TG1, con la speranza di convincere sempre qualcuno in più sulla contrarietà della guerra. Ci sono molti israeliani che non la vogliono, ha continuato il commissario tecnico, e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire. Ecco, appunto. E questo naturalmente è l'incipit di Alessandro Gonzato, quest'oggi sul quotidiano a pagina 2 Libero. Schlein e Conte come i manifestanti, per Elli il governo deve riconoscere lo Stato di Palestina. La segretaria Dem, con il leader del Movimento 5 Stelle, chiede anche al nostro governo di non inviare più armi a Gerusalemme. Caro Luciano, niente comizi. Si candidi se lo ritiene, ma non usi la nazionale. Eccolo qua, Daniele Capezzone. Un commissario tecnico non deve sostituirsi ai segretari di partito, soprattutto su questioni simili. Se la frase le è sfuggita, sia più cauto. Se ha scelto di schierarsi è grave. Faccia il mestiere che sa fare. A proposito, è arrivato anche il racket dei documenti, non ci facciamo mancare nulla. Beccati jihadisti falsi italiani. Già. Sono soddisfatto, ma quanto emerso è solo la punta di un iceberg. La vicenda davvero inquietante riguarda il tema dell'immigrazione illegale, soprattutto in questo caso quello della sicurezza nazionale. Interpellato da DN Cronos, Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia, non si mostra affatto stupito dopo le parole del titolare della Farnesina Tajani, che ha reso noto la vicenda relativa a 5 esponenti di Hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. Per i miliziani di origini libanesi è stata chiesta la revoca della cittadinanza, ma secondo Di Giuseppe c'è ancora tanto da fare. C'è un meccanismo collaudato di frode, avverte Di Giuseppe, che fece una sua denuncia 5 mesi fa su casi di passaporti e visti falsi assegnati dietro ricompensa di denaro. Si tratta di persone che diventano italiane e sono poi nelle blacklist statunitensi, al centro di traffico internazionale di stupefacenti, commercio d'armi, finanziamento ai terroristi. L'esponente meloniano cita i numeri del consolato italiano a Caracas in Venezuela. Negli ultimi 6 mesi sono passate pratiche in quella sede per 8.000 passaporti italiani. Ullala. Andiamo avanti sul quotidiano Libero. Hezbollah va all'attacco, 67 feriti vicino ad Haifa, Bibi e Unifil, spostatevi, i jihadisti vi sfruttano. Poi, certo, ci riprovano a uccidere Trump, uomo armato fermato al comizio. La convention di Forza Italia, non aumentiamo le tasse, anzi vanno abbassate. Indovinate chi è a dire questo? Tajani. Ribadisce il no degli azzurri al balzello sugli extra profitti nelle banche e sulle imposte noi vogliamo ridurle, la sinistra è per la patrimoniale. Ho aggiunto qualcosa? Non ho detto nient'altro, assolutamente. Buona notizia invece, giovedì dovrebbe arrivare l'annuncio, la BCE è pronta a un nuovo taglio dei tassi. Per noi che abbiamo un mutuo, devo dire, ogni mese bello tosto, qualche decina di euro in meno magari. Attenzione, non parlate più a Sala sbotta contro il PD, non parlo più del successore, aveva indicato Mario Calabresi come candidato. Il consiglio non richiesto del primo cittadino ha fatto saltare i nervi agli esponenti Dem, era soltanto un'idea. Chi volete come sindaco di Milano? Popolo di Radio Libertà, avete delle idee? Dai, 340 6709 659 o chi volete naturalmente nel centrodestra 340 6709 659. Quale sarebbe secondo voi l'esponente di centrodestra o magari anche staccato dai partiti che meriterebbe di almeno provare a diventare sindaco di Milano, che stiamo parlando chiaramente di una città quasi impossibile da espugnare? Nel PC di Coviello la chiave delle spiate. È peccato che Coviello è il cognome di un nostro storico ascoltatore, non è stato lui. L'inchiesta di Bari sui conti di politici e VIP dossierati, la procura irritata per la fuga delle notizie, l'impiegato si giustifica e la banca che dice
dice nessun problema di sicurezza. Questa settimana si dovrebbe conoscere la linea difensiva di Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa San Paolo, accusato dalla procura del capoluogo pugliese diretta da Roberto Rossi di aver spiato le posizioni di circa 3.500 correntisti distribuiti nelle 679 filiali italiane della banca. Tra i conti visionati da Coviello ci sono quelli della premier Giorgia Meloni, della sorella Arianna, del presidente del Senato La Russa, dei ministri Guido Crosetto, Matteo Salvini, Raffaele Fitto, Daniela Santanchè e poi tantissimi personaggi famosi come Francesco Totti, Paolo Egonu, Albano, Zucchero, Paolo Bonolis, Aldo Serena, Marco Tardelli. Non mancano inoltre magistrati, ufficiali dell'Armia, della Guardia di Finanza, funzionari dello Stato, persino i prelati. Ma chiaramente era matto, sicuramente ci crediamo, matto. I ragazzini col coltello in tasca dilagano aggressioni e rapine, un fenomeno sempre più preoccupante. Il delitto di Rozzano e 3 giovanissimi feriti a Roma sono soltanto gli ultimi casi. Il questore di Milano conferma l'allarme, i dati, aumento di episodi con lesioni dolose. Ma signori, io chiedo voi, anche qui inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659. Chi ci ha insegnato questa cultura del coltello in tasca, che troppo spesso è più di un coltello, è un macete? È uscito di casa col coltello in tasca Daniele Rezza, il killer di Rozzano, Milano. Questo ragazzo di manco 20 anni, impiegato in un supermercato con precedenti per furto e rapina, aveva avuto una brutta giornata. Così s'è messo una lama in tasca. La stessa lama che poco dopo ha usato per mandare al creatore Manuel Mastrapasqua, altro ragazzo, perché a 30 anni cosa sei se non ancora un ragazzo, con l'obiettivo di portargli via un paio di cuffie wireless da 20 euro alle 3 di notte. E qua mi fermo, signori, perché sono le 9, ma tra pochissimo apriamo anche le linee allo 0292947222, il tempo della canzone indipendente, poi voglio sentire le vostre voci su quanto vi sto leggendo in rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E certo, è un pochino di paura, sì, diventare grandi. Si chiama Marca, Edoardo Marcantoni, da Ascoli Piceno. Cambiano le abitudini, le amicizie, i modi di fare, non ci si riconosce più. Diventare grandi fa un po' paura, ma che basta un macetino in tasca e tutto passa. Si scherza, certo, cerchiamo di sdrammatizzare il momento, decisamente un po' drammatico, ma io apro le linee, zitto zitto 44, mentre vi leggo ancora qualche quotidiano. Io silenziosamente apro le linee allo 0292947222 per sentire la voce dei nostri ascoltatori su quanto sta accadendo, e naturalmente tra poco leggerò anche i vostri WhatsApp al 340 6709 659, mentre, attenzione, sto per addentrarmi pericolosamente nel quotidiano La Stampa, fino ad arrivare a parlare di autonomia, naturalmente a parlarne male sulla Stampa. Chi c'è in linea? Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Prego. Guarda, volevo fare un comunicato che ritengo molto importante. Sabato sono andato presso un negozio che conosco, non faccio nome ma perché non voglio mettere, che si riuniscono tutti i commercianti di Sestri Ponente, dove sono nato io, ed è una delegazione importantissima di Genova perché c'ha circa 60.000 abitanti. E avevano fatto un programma, diciamo così, di problematiche, diciamo, erano portate al comune di Sestri Ponente e naturalmente non sono stati, diciamo così, ascoltati dalla delegazione del comune, e ci sono delle problematiche importanti a Sestri Ponente. Adesso stanno arrivando a essere come a Monfalcone, dato che, come sai, probabilmente la Fincantieri di Sestri Ponente è il cantiere più importante d'Italia per la costruzione delle navi, è una cosa storica a Sestri Ponente. E mi hanno detto che per ogni operaio, tra virgolette, perché del Bangladesh possono far arrivare 5 loro connazionali. Quindi tu, se dovessi venire in via Sestri, dovessi vedere, sono tutte col burka, reputante, con mascherate, e c'è una disattenzione anche da parte del governo, diciamo così, del sindaco Bucci e dei due sottoposti all'assessore, e quindi hanno fatto, diciamo, delle disamine anche della sporcizia, questo e quell'altro, e sono stati accolti in maniera eccetera. Ha detto: guarda, purtroppo quelli che c'erano prima, e sappiamo benissimo come hanno governato i pidioti, e qua non c'è tanta differenza a Sestri perché non ci ascoltano. Grazie, quindi, grazie. Attenzione, certamente al territorio. Soprattutto dobbiamo differenziarci da chi in passato non ha guardato proprio il territorio, ma guardava i propri affari. 0292947222, avete capito? Ho aperto le linee per sentire le vostre voci, mentre a pagina 8 della Stampa si scrive 10 miliardi di tasse. L'esecutivo punta a aumentare le imposte e ridurre i bonus, così confermerà gli sgravi a chi guadagna fino a 35.000 euro. Oh, ma porta una sfiga al quotidiano La Stampa quest'oggi. Ragazzi miei, abbiamo detto no, lo ha detto persino Tajani, signori. Beh, tranquilli, di spalla c'è l'intervista a Carlo Cottarelli. Troppo tardi per la spending, il governo costretto a tagli lineari. L'ex commissario alla revisione della spesa dice: impossibile agire senza colpire nessuno. Chi viene penalizzato protesta. Oh, madonna, abbiamo scoperto l'acqua calda, e Cottarelli a parlare, sacro Cottarelli. Anche l'opinione pubblica non è pronta alle sforbiciate, non è pronta alle sforbiciate. L'unico margine è sui soldi che lo Stato dà a famiglie e imprese, ma c'è un tema politico, dice saggiamente Cottarelli, se ne intende davvero. Dire che taglierai a loro è solo un modo per scaricare il problema su qualcun altro. Insomma, tutto il contrario di tutto, come al solito. Comodo stare all'opposizione.
Cottarelli. 0292947222. Avete capito bene? Potete entrare in diretta, dire la vostra su qualunque argomento e io c'ho qua pronto, signori. No. Tra pochissimo vi leggo Alessandra Ghisleri sul quotidiano La Stampa di quest'oggi, il suo sondaggio. Non ve lo anticipo perché state pucciando magari il biscotto nel caffè latte e ve lo faccio andare a fondo. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Pronto? Quella. Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Salve, Ciao Graziano, ciao. Senti una cosa, niente, io volevo proprio dire riferimento lì in Libano dove ci sono i militari lì dell'ONU, eccetera. Ma io dico, ma cosa erano a fare? Lì gli Hezbollah hanno preso il potere, che giustamente sono i criminali dell'Islam eccetera, che andare contro Israele, che hanno detto che deve scomparire Israele. Ma i militari lì, l'ONU, che poi per me l'ONU non è Nazioni Unite, però è Nazioni Disunite, io le chiamo Nazioni Disunite, ma cosa avevano lì a fare? Proprio a uscire il mattino a fare la solita passeggiata e dopo rientrare? Grazie caro, è il problema che ora non escono più neanche, sono nel bunker. 0292947222. Pronto? Sì, buongiorno, sono io. Ciao, buongiorno. Ciao, Fabio da Udine. Volevo dare un consiglio al Giorgetti, no? Come recuperare un po' di quattrini. No, a Udine hanno fatto un bando, adesso in Friuli, un bando per 150 minorenni non accompagnati di 15 milioni per 2 anni. Quindi si parla di 110 euro al giorno. Mi chiedo, ma gli danno da mangiare caviale e champagne tutti i giorni a questi minorenni qua? Una famiglia che ha 3 figli, una famiglia italiana, quanti soldi dovrebbe avere allora di stipendio per mantenere i suoi 3 figli minorenni? No, ho capito io qua. Grazie, ci mancherebbe, i minorenni bisogna aiutarli, sempre che siano minorenni, perché molti di questi hanno la barba bianca. Alessandra Ghisleri sul quotidiano, certamente più simpatico di quest'oggi, il quotidiano La Stampa, pagina 13, solo 3 italiani su 10 sono favorevoli all'autonomia. Nel governo i più scettici sono gli elettori di... Lo dico, ma certo che lo sapete, di Forza Italia. Sulla riforma resta il divario tra un nord possibilista e un sud più preoccupato. Il 25% non risponde. La divisione del paese e la burocrazia, i timori più frequenti. Nell'opposizione i più contrari votano 5 Stelle. Insomma, l'autonomia differenziata è ancora una volta stata presa in mano dalla politica che ne sta facendo a pezzetti. Proprio i pezzetti proprio svolano via i pezzetti di autonomia differenziata. Almeno fatecela provare, la possiamo provare. Il 36,4% del campione intravede maggiori svantaggi. Capite che poi la gente non è stata informata, perché rimane tutto così se non la provi l'autonomia differenziata. Per il 23,5% invece non cambierà nulla. Secondo il 31,3% questo tema può mettere a rischio la tenuta della maggioranza. Sì, perché adesso si fa il referendum e tutti correranno per votare questo referendum. Da quanti anni? 27 anni che non si raggiunge il quorum. Santa polenta, ma fatecela assaggiare almeno questa pastiglietta che potrebbe fare del bene, che si chiama autonomia. Niente, non ce la vogliono far neppure provare. 0292947222. Pronto? Caduta la linea, allora approfittate di questo momento. Se volete provare l'emozione di andare in diretta e dire la vostra, 0292947222. Ma intanto arrivano quintali di WhatsApp. Grazie. I consigli per Giorgetti, certo: dove tagliare, dove prendere i soldi, farci restituire i soldi pubblici regalati agli agnelli, ai Benetton, eliminare tutti i bonus, i finanziamenti agli immigrati, all'Ucraina e a tutti gli stati in guerra. Giusto. E proprio su questo fronte, lo sapete, la Lega ha deciso di parlarne di questa storia che Stellantis chiede ancora aiuti, sussidi
sussidi, riprenderci le aziende di Stato regalate alle multinazionali e gruppi finanziari stranieri, far pagare le tasse alle multinazionali. Questi sono i confini per il pescatore Giorgetti e sono i consigli per Giorgetti. Ancora, questo invece non c'entra nulla con gli argomenti della giornata, ma ieri sono rimasta allibita quando a Torino hanno fermato il traffico in una piazza e poi in un corso centrale perché una cinquantina di dimostranti inneggiavano a Öcalan libero? Oddio, ma che cosa mi sono perso finora? Siamo rimasti sconvolti che chiunque decida di inneggiare un personaggio lo possa fare con tanto di scorta di poliziotti e fermare il traffico, ma ci rendiamo conto? Spero che possa leggere questa notizia, grazie. E ci mancherebbe altro. Certo, si chiama democrazia e qualcuno dice che ci sono al governo i fascisti. 0292947222. Pronto? Pronto? Uela. Sono io? Ciao. Ciao Sammy, sono Lucia da Pogliano. Uela. Allora, benvenuto nella rassegna stampa del mattino. Ah, che piacere, grazie caro. Ecco, anche se il nostro Giulio è molto bravo. Il sacro Giulio è inavvicinabile, è inarrivabile, però ci proviamo. Certo, anche perché sei brillante anche tu molto. Brilli. Allora, in quanto a Forza Italia che non vuole autonomia, sono demoni cristiani, e lo dico con convinzione. Poi, se posso sviare un momento da quello che stai parlando, volevo dire, allora, il fatto degli spiati, perché sui media, su nessun media, passa la notizia che sono stati dei leghisti spiati, anche il presidente della Camera, non solo la russa, e dei 49 milioni che non esiste, insomma, che è tutta una truffa. Nessuno ne parla di queste cose qua. Solo noi, lo sappiamo solo noi qua nella radio, perché appunto noi lo diciamo. Secondo te, ma perché nessuno ne parla, nessun media? Cioè, posso anche capirlo. C'è solo la Meloni, la sorella, la russa, l'altro, tutti quelli del Crosetto, tutti quelli lì della Lega, neanche un cenno. Ciao Sammy, grazie cara. Sappiamo come vanno le cose, no? Grazie ciao, cara, grazie. C'è un'altra chiamata 0292947222 mentre sono, attenzione, sul quotidiano Repubblica, manovra, lite Forza Italia Lega sugli extra profitti e Tajani gela Giorgetti dicendo non la scrivi solo tu. Non la scrivi solo tu. E se non la scrive Giorgetti, chi la scrive? La spesa è destinata a scendere del 2% nei prossimi 5 anni. La Corte dei Conti, la sanità perde 800 milioni quest'anno. Si alza la temperatura politica attorno alla manovra, almeno così vorrebbe il quotidiano Repubblica. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Uela. Ciao Sammy, volevo dirti due cose. L'autonomia già c'è. Se tu vai sotto Lodi, l'assicurazione della macchina la paga in pochissimi, il bollo non lo paga praticamente nessuno e quindi già l'autonomia lo ceranno. La seconda è questa, una domanda da fare al nostro amico Giorgetti e ai suoi amici. Ma perché io pago le tasse sull'ordo dello stipendio, della pensione e però poi il mio reddito viene calcolato sull'ordo? Io non prendo l'ordo, l'ho già fatta 10 volte questa domanda, nessuno mi risponde, io so la risposta. Io prendo, facciamo un esempio, 30.000 euro di lordo, porto a casa 20.000 euro di stipendio. Allora perché non pagare tasse sui 30.000 quando in realtà sono già tassati e me ne arrivano in tasca 20.000? Domani sembrano le domande della settimana linguistica. Il mio reddito non è 30.000, il mio reddito è quello che mi arriva in tasca. Da qui parte tutto il puttanaio che c'è. Tutto qua, ciao. Grazie caro, grazie. Per fortuna c'è qualcuno che ti tira su di morale. Come no? Fermi tutti per qualche istante devo portarvi a Meloniland. Vieni con me a Meloniland, gli affari di Meloniland, l'Albania italiana che aspetta i migranti. Titola quest'oggi il quotidiano Repubblica, pagina 10. Nella zona di Shenzhen tutti
tutto parla tricolore, dagli hotel ai ristoranti che sperano nell'indotto. Arrivano gli immigrati, ma soprattutto arrivano tanti italiani a lavorarci. E signori, guardate qua, eccola qua la casetta di tanti immigrati che stanno per arrivare in Albania. Tante casettine carucce, il colore, dico, ma si poteva fare meglio, un grigio un attimino triste, però vedo tanta aria condizionata. Staranno al fresco gli immigrati in Albania, in senso buono, non capite male. 0292947222, si scherza, ma cerchiamo di spiegare anche che questi sono messaggi per tutti coloro che partono senza avere alcun diritto di protezione internazionale, ma solo per fare gli sporchi affaracci propri. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, senti? Ciao. Scusa, è un po' raffreddato, bronchite. Allora, mi puoi fare un favore? Prego. Allora, i giornali leggili tutti, proprio tutti, anche l'Unità, anche il Manifesto, ma per cortesia non me legge la Repubblica, il giornale più impresentabile d'Italia, quella del duo Monnezza Elka Agnelli, il giornale proprio dei radical chic, proprio strafottuti, il giornale più odioso. Io quando c'ho mancanza di carta igienica ti do una notizia. Va bene, censuriamo, lo abbiamo capito, ma noi stiamo leggendo quello digitale, rischi di sporcarti le mani. Meloni, combatto la tratta, nessuno spreco di denaro, l'opposizione che annuncia un presidio permanente nei centri, fuori dai centri in Albania, ragazzi, che scandalo, un governo che lavora per difendere i confini italiani e fermare la tratta di esseri umani attraverso azioni concrete e accordi internazionali. Giorgia Meloni ha replicato così alle polemiche sull'apertura del centro in Albania. La premier ha risposto a un tweet della ONG tedesca Sea-Watch, che l'accusava di spendere centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania. Deportare e incarcerare, ma nelle carceri c'è l'aria condizionata, mica capito? Qui c'è l'aria condizionata, signori. Dai, ancora 10 minuti, facciamolo fuori sto telefono. 0292947222. Chi vuole provare ad andare in diretta con Sammy Varini in questo momento lo può fare per commentare le notizie del mattino. Anna Maria da Vicenza, buongiorno anche a te. Tagliare i miliardi a fondo perduto che diamo a Zelensky? Santa polenta, e qui si apre certamente un fronte. A questo argomento, certo, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire. C'è un motociclista. Teniamo sul cursore e sentiamo questo audio, Francesco. Sentiamo. Visionari, nei giorni scorsi Volodymyr Zelensky è volato a Roma per l'ennesima questua e pare che Giorgia Meloni sia intenzionata a rifornirlo vieppiù di armi e munizioni. A tal riguardo io suggerirei una strategia diversa all'esecutivo italiano, poiché l'Italia è patria non della guerra, bensì dell'arte, della cultura e della bellezza. Vero. Per cui suggerirei a Meloni di rifornire Zelensky con il fallo angioino di Gaetano Pesce, sia per educarlo al design italiano, sia per invitare ad andare a prenderlo. Vabbè, censuriamo, però certo, e questo è qualcuno che sicuramente la guerra non la vuole, certo, quel fallo in centro Napoli fa pensare. Ancora WhatsApp, certo, 34067096599. 9 minuti, arriverà l'editoriale del nostro direttore Sallusti. Di cosa parlerà quest'oggi? Complimenti Sammy per la conduzione, te Giulio, 2 colonne di Radio Libertà, ricordiamolo, Giulio Cainarca arriva subito dopo l'editoriale di Sallusti. Oggi è lunedì, c'è Te la do io l'America, e quindi verso le 10 arriva Giulio Cainarca con il suo approfondimento che si chiamerà Auto da Fe. Consiglio per Giorgetti: non dirò che abbiamo 15 miliardi bloccati dall'inutile e dannoso MES, ma se devono esserci tagli suggerirei di guardare il
D'altronde è quello, il pisellone di Napoli per sapere chi bisogna smettere di mantenere, scrive Stefano. Mi riferisco ai mangiasussidi della cultura, ovviamente, urge puntualizzazione. Ehi Giorgette, guarda che se togli anche il bonus 50% sulla casa, nessuno più ristruttura e i muri vanno a pezzi. Silvio da Torino. Grazie Dolores da Cuneo, grazie per il buon messaggio. Facciamo noi referendum contro chi vuole annullare la certo autonomia. Volete fare un giro ancora a Meloni Land? No, mi scrivono di no assolutamente, però oggi sul quotidiano Repubblica questo reportage sugli gli affari di Meloni Land, l'Albania italiana che aspetta i migranti. Se volete vomitare un po', nel senso che ci pensa Repubblica a vomitare cattiveria, leggetevi quello che sta accadendo in Albania. No, io ho tempo ancora una manciata di minuti e giustamente non siamo ancora andati a fare una visitina al quotidiano La Verità, che titola in prima pagina, come vi ho letto, ci siamo messi in casa Hezbollah. Il vice premier Tajani è anche buono e dice anche cose intelligenti che ci piacciono politicamente, sempre of course. Scoperti 5 miliziani con cittadinanza italiana comprata, la stiamo revocando, avrebbero tenuto i passaporti attraverso la sede diplomatica di Roma in Venezuela. E poi Netanyahu che dice via i caschi blu dal Libano. Ma attenzione, intervista a Calenda da Stellantis, balle e ricatti, ora Elkan venga in Parlamento. E poi Foti, dietro gli spioni forse manine straniere. Entriamo all'interno del quotidiano La Verità. È passata naturalmente la situazione Medio Oriente, come vi dicevo, l'intervista a Tommaso Foti di Federico Novella. Spioni, forse una manina straniera, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sui conti bancari violati, il più grosso scandalo della storia repubblicana. Strano che non ci sia solidarietà dall'estero, strano, è scritto a maiuscolo ma perché è per la prima parolina. Pure la sinistra sta zitta, intanto tiene in ostaggio la consulta. Parliamoci chiaro, è il più grosso scandalo della storia della Repubblica. Forse c'è una manina internazionale. Mentre spiano il Presidente del Consiglio, la sinistra è rimasta incredibilmente in silenzio. E signori, è tutto vero. E ascoltando questa radio forse ne sentite parlare, ma attraverso le altre quasi nulla. Siamo sempre all'interno del quotidiano La Verità e a proposito del quotidiano La Verità è giusto anche ricordare gli eufemismi sull'aborto ingannano le donne, scrive Silvana De Mari a pagina 13. Il Papa ha definito sicari i medici che praticano l'interruzione di gravidanza. Più corretto chiamarli boia, visto che agiscono nel rispetto delle leggi. Parole dure? Se non chiamiamo le cose con il loro nome, condanniamo le ragazze a una vita di rimpianti. Così il quotidiano La Verità, che abbandoniamo per risalire ancora sul quotidiano Il Giornale e abbiamo visto l'inchiesta del quotidiano Il Giornale sui ladri di giornali, su quanti praticamente il giornale non lo comprano ma lo sparano su vari siti e WhatsApp, quei ladri di giornali che affossano l'editoria, scrive quest'oggi a pagina 6 Francesco Boezzi. Ogni giorno i PDF dei quotidiani vengono fatti circolare online dal Parlamento e dagli ordini professionali e nessuno paga. A compiere reato sono in primis deputati e senatori della Repubblica, poi ministri e portaborse. Da lì la catena prosegue verso manager e avvocati. Una delle beffe passa dalla condivisione di password per accedere alle rassegne stampa che vengono comunicate a colleghi, amici, giornalisti stessi. E poi Marco Lombardo con la sua analisi musica, arte, diritti TV. Solo la carta è ancora in difesa sul copyright. La rivoluzione digitale insegna che la lotta alle truffe web si può vincere. La stampa va protetta, il governo combatterà anche questa pirateria, dice il sottosegretario con delega all'informazione Alberto Barachini. Un piano per bloccare le rassegne abusive.
Il caso banche dati sul quotidiano Il Giornale, i dossier, la nuova arma sovversiva, l'esperto informatico Genchi, gli spioni dimostrano l'inefficienza dei controlli ed è chiaro, insomma, ci stiamo tutti chiedendo come sia stato possibile. A proposito di elezioni, scenari politici verso il voto, sinistra dal sogno triplete all'incubo flop alle elezioni regionali. In Liguria Bucci allunga su Orlando, i timori della coalizione anche in Umbria, la sfida è in salita, avete sentito? Resiste solo il fortino rosso dell'Emilia Romagna, ma pensate che paura che cominciano ad avere questi a sinistra. In campo largo in difficoltà, certo, anche se mette insieme tutti, il campo largo è in difficoltà anche se mette insieme tutti, e Tajani che dice c'è un grande spazio tra PD e Fratelli d'Italia. Boh, che cosa mai avrà voluto dire? Io Berlusconi e i sogni di Genova, le ragioni di Giovanni Toti, dalla nave azzurra alla rinascita della Liguria, passando per la tragedia del Morandi, il libro dell'ex capo della Liguria. Tajani, tassa su extra profitti da URSS. Così il leader di Forza Italia: non possiamo fare la guerra alle banche, tagli del cuneo strutturale. Il contributo potrebbe passare dalla dilazione degli sconti fiscali. Domani l'ok al documento di bilancio, il 20 ottobre svelata la manovra. Così il quotidiano Il Giornale, ma certamente potremo andare avanti fino a domani perché si parla del terzo attentato a Trump. Sventato terzo attentato a un comizio di Trump, arrestato uomo con pistola e fucile a pallettoni, preso perché stava entrando con il pass falso. Le stanno provando tutte per farcelo fuori. Ma qui ci fermiamo, signori. Già, perché Sammy Varin ha tempo fino alle 9:30 di informarvi con la rassegna stampa, poi tra pochissimo l'editoriale di Giovanni Sallusti, Te la do io l'America, e poi alle 10 la nuova trasmissione di Giulio Cainarca che approfondirà su un argomento scelto da lui stesso. Alle 11 Sammy Varin ritorna con la trasmissione Potere al Popolo, anticipata rispetto al solito, con i consueti ospiti locali e magari con un artista, ma soprattutto la possibilità vostra di entrare in onda. Non smetteremo mai di ascoltarvi allo 0292947222 e ai tantissimi WhatsApp che stanno ancora arrivando al 346